Vince Novara, ma le campionesse d'Europa sono costrette a sudare le fatitiche 7 camicie contro la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, che di fronte al pubblico amico del Palavignola prova a mettere i bastoni tra le ruote anche alle atlete di coach Massimo Barbolini. Dopo l'impresa contro Conegliano in casa, la formazione rosanero prova ancora una volta a fare la differenza. Non ci riesce, perché di fronte si trova una squadra che, anche se in difficoltà nei momenti decisivi, non sbaglia invece qualche cosa di troppo la formazione di coach Cuccarini, e questo lo si nota nei finali di gara, quando la tensione deve essere altissima. Caserta invece prova a non pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, purtroppo così non è. Chirichella e compagni vincono 3-1. Tutto il match è stato tirato sin dal primo punto. I 3 punti però vanno a Novara. Caserta la necessità questa volta di uscire dal campo con 0 punti, ma soprattutto con il morale che non sarà di certo altissimo dopo 2 sconfitte, che però lasciano pensare. C'è il tempo per riflettere. Domenica non si gioca, visto l'appuntamento di questa sera, e quindi c'è la possibilità per far quadrare i conti anche nella formazione di coach Beppe Cuccarini, che dopo qualche giorno di riposo parlerà alle proprie ragazze, perché arriverà il momento decisivo del campionato contro quelle che sono le squadre con le quali bisogna lottare per la salvezza. Novara invece ritorna alla vittoria dopo il 3-1, la sconfitta contro Conegliano che si ritroverà di fronte domenica prossima. Ricordiamolo, domenica prossima c'è la Supercoppa, lo abbiamo detto anche durante l'intera diretta, una partita importante perché dirà 2 cose: chi vincerà la Supercoppa e chi potrà invece arrivare alla conquista di uno dei piazzamenti più importanti in Italia. Gran bella partita, il Palavignola colorato di rosanero questa volta deve uscire con una sconfitta. Novara invece torna a casa con i 3 punti e con il morale pronto e idoneo per la Supercoppa.